5 film a 15 euro in 5 mesi in 43 sale del Veneto. L'abbonamento pensato da Agis e ANEC delle Tre Venezie, promosso e sostenuto dalla Regione Veneto per far ritornare in sala il pubblico. Un abbonamento a prezzo agevolato per gli under 35, quella generazione cresciuta per lo più fruendo di film attraverso i devices. Abbiamo la necessità quindi di implementare e cercare di promuovere la ripresa di questo rapporto tra il pubblico e le nostre sale cinematografiche, puntando in particolar modo su quello che è il pubblico dei giovani, perché naturalmente saranno loro non solo il pubblico di oggi, ma soprattutto il pubblico di domani. Nelle sale i film ci sono e quindi non credo che sia un problema di qualità. La sala è assolutamente concorrenziale con la proposta delle piattaforme, anzi. E quindi si tratta proprio soltanto di invertire una tendenza e scardinare queste persone dal divano di casa loro e portarli in sala. Il cinema deve essere interpretato veramente come un luogo di produzione culturale, di socialità, e pensiamo che sia un patrimonio per tutti noi conservare anche la fruizione del cinema nelle sale cinematografiche. Tutti noi conosciamo bene l'utilizzo delle piattaforme, ma non è proprio la stessa cosa. Ragione per cui pensiamo che questo progetto faccia bene non solo al settore cinematografico, ma rappresenti un valore a tutta la nostra comunità. Sono 10.000 gli abbonamenti agevolati predisposti con un investimento della regione di 170.000 euro, ma la visione di un film davanti al grande schermo per essere attrattiva oggi deve essere accompagnata, pare, da un evento. Molte le sale comunque che hanno chiuso definitivamente, i sostegni pubblici ci sono, anche in vista dell'aumento delle bollette energetiche. Il decreto aiuti ha consentito sia di beneficiare del tax credit sui costi dell'energia, ma in particolare il DL aiuti ter ha destinato anche con una dotazione di 40 milioni di euro destinati a sale cinematografiche e teatrali e riconosce proprio la specificità e la criticità di questo settore. Ma il rapporto tra gestori e distribuzione dei film dovrebbe essere rivisto per permettere una multiprogrammazione, soprattutto per le realtà più piccole. Netflix e Prime e simili vi minacciano, vi hanno azzoppato? Ma non c'è dubbio che sia una delle componenti che ha favorito l'allontanamento dalla frequentazione delle sale, però non potrà mai offrire una piattaforma, una visione domestica, una visione su piccolo schermo, quello che è la socialità e la possibilità di godere di quella che era la magia proprio che si respirava nel nuovo Cinema Paradiso.